Amore, 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 amore mio, bellissima questa canzone di Elodie, tutta colpa mia. Buongiorno, Stelle di Giorno con Paola 4, ben trovati. Abbiamo il piacere di parlare con questa donna bellissima, bravissima, stupenda, grande charme, che tra l'altro sarà proprio oggi a Siracusa al Bookstore Mondadori, al centro commerciale Sicilia di Catania, domani alla Feltrinelli di Messina, alla Feltrinelli di Palermo. Insomma, benvenuta Elodie, buongiorno. Buongiorno. Che bello. Sì, cosa? No, che bello sentirti, dico, per me e per tutti i nostri ascoltatori. Ma intanto Paola, posso dire grazie per tutti questi complimenti, sei troppo gentile. Grazie Io a te. sono appena arrivata, sono sdraiata nella macchina. Ecco. Perfetto. Senti, raccontandoci un po' di questo successo, perché abbiamo parlato noi spessissimo del Festival di Sanremo, tra l'altro noi eravamo anche a Sanremo, non abbiamo avuto modo di incontrarci per un motivo o per un altro, però ce la stiamo facendo adesso, quindi va benissimo. Tutta colpa mia, sapore retro, ci fa sognare, il video stupendo, tu meravigliosa, accessori glamour con questa collana particolarissima, con questa sirena, però la cosa più bella di questo video e di questa canzone è la tua anima che viene fuori, e soprattutto vogliamo sapere noi di Studio 90 Italia, qual è questa colpa di Elodie? Tutta colpa tua di cosa? Guarda, in realtà è un po' una presa di coscienza, spesso si danno sempre le colpe agli altri, no? Sì. Tutti fanno questa cosa, no, è colpa sua se sono così, no, è colpa di mia madre, no, è colpa di mio padre. Allora io intanto mi prendo le colpe, anche quelle che non sono le mie, perché voglio risolvere il problema. Ecco, quindi già questa cosa è molto importante perché ci si assume la propria responsabilità. Sì. E poi tra l'altro devo dire che nel brano, in realtà, il brano inizia con una supposizione, se fosse tutta colpa mia, quindi è anche ironico. Ecco, non è detto che lo sia allora, per niente forse. No, magari sì, non lo so, io intanto me le prendo le mie responsabilità. Un percorso pieno di successi, secondo posto Amici, ottava a Sanremo, devo dire che sei in vetta anche alle classifiche, quindi questo vuol dire che sei arrivata appunto nel cuore della gente, e poi tu prima ancora di Amici già cantavi in giro, nei locali, quindi diciamo che la tua gavetta c'è, è come se c'è, alla faccia di chi dice che chi esce dai talent non ha gavetta e tutto il resto, quindi Elodie ne ha e anche tanta, e io sono curiosa un po' di sapere chi ti ha trasmesso questa passione, questo amore per la musica? Beh, mio padre è un ex musicista, quindi sono sempre stata abituata a casa a sentire mio papà suonare e cantare con la chitarra, quindi inizia da casa, diciamo, la passione. Ricordi la prima canzone che hai cantato, Elodie? E ce l'ho registrata in realtà, Ma a 9 dai. anni, sì, ho cantato Amarci un po' di Battisti. Ma quindi voglio dire robe serie, è una cosa bellissima. Ma non l'avevo deciso io, giuro, perché a me piaceva, io avevo le cassette con Cristina D'Avena, me le ricordo, e poi impazzivo per Pretty Woman, ma proprio impazzivo, me lo ricordo, a 4-5 anni. Bellissima. Saltava. Che poi scusami Elodie, chissà, magari in un prossimo album ci sarà una piccola parentesi con questo gioiellino di te che canti a 9 anni, Amarsi un po'? Ma non credo, dai, ma al massimo lo posso mettere su YouTube per scherzo, per giocare, ma non lo posso mettere nel disco, dai. Senti, ci sono tante collaborazioni a proposito di album, di questo album bellissime, con featuring, con Ziba, con Federica Abate, Amara, Roberto Angelini, Caccamo, insomma, Ermal Meta, tantissime queste collaborazioni, tornando a parlare di anime, un album ricco di anime e di personalità differenti, ma l'anima di Elodie qual è? Che tipo di anima è? Ma in realtà sono un'anima colorata, sono una persona semplice, però ho tanti sogni, vorrei essere sempre una persona migliore, però non saprei dirti di preciso che anima ho, magari te lo posso dire quando avrò 80 anni, se ci arrivo. Ecco, no, speriamo di sì, dai. Un'altra cosa che invece mi ha colpito è che hai creato spesso squadra con donne. È successo con Emma e lo è ancora, che tra l'altro salutiamo, ma anche durante altri eventi, con la Bertè, con la Mannoia, con Paola Turci. Chi vorresti aggiungere in questa bellissima squadra o lista, uomo-donna che sia, delle tue collaborazioni? In realtà non lo so, ce ne sono talmente tante persone che stimo, quindi io credo molto nel destino, quindi vedremo chi capiterà, ci incontreremo nel cammino, io ci credo. Mi piace molto collaborare, comunque in generale, mi piace il gioco di squadra, la coesione, credo che nascano cose belle dal gioco di squadra.
E poi c'è questo concerto per la prima volta il 26 aprile all'Alcatraz di Milano, che è un grandissimo evento. Che effetto ti fa questo primo live dove presenterai dal vivo tutto l'album? Beh, sono tesa, sono emozionata, spero di fare bene. Beh, immagina, quando c'è una nuova tappa, sempre le emozioni sono sempre tantissime. Cosa e come stai vivendo questo momento? C'è qualcosa che ancora, secondo te, manca? Beh, ma penso proprio di sì, io ho appena iniziato, quindi spero di fare al meglio tutte le cose, di diventare un'interprete più brava, spero di arrivare di più alle persone, spero che mi conoscano meglio, ancora c'è tempo, insomma io non penso che le persone siano attente solo a quello che faccio io, insomma ci vuole del tempo per far capire chi sei alle persone, no? Mi piace la tua umiltà, Elodie, e sono convinta che tu farai una strada pazzesca, grandissima, lunghissima, perché hai una voce meravigliosa, hai un animo veramente molto, molto forte, ma nello stesso tempo che conquista e si fa amare, quindi complimenti davvero. Tra l'altro in quest'album ci sono tantissime sonorità, abbiamo parlato prima di Tutta colpa mia, che era un po' più con queste sonorità retro, ma ho avuto modo di ascoltare anche degli altri brani, per esempio c'è Fine, che ho scelto tra l'altro anche da ascoltare insieme per salutarci, che in realtà, e questa è una domanda che voglio farti, ma fine che in realtà non finisce mai, oppure una fine che è un motivo per ricominciare ancora meglio? La seconda che hai detto. Ecco, quindi un motivo per essere forti, ricominciare e combattere alla grande sempre. Quello per forza dobbiamo farlo tutti, sempre, sempre. Io veramente ti ringrazio per tutte le belle parole che mi hai detto, sei stata così gentile, non so neanche come ringraziarti. Spero di conoscerti di persona presto e ti auguro veramente una buona giornata, buon lavoro, tutto bello. Grazie a te Elodie, ricordo gli appuntamenti con Elodie 4 marzo, cioè oggi, al Mondadori Bookstore di Siracusa, al centro commerciale di Sicilia di Catania, il 5 marzo alla Feltrinelli di Messina, alla Feltrinelli di Palermo, e poi ci sono tantissime altre date che potrete anche vedere sulla pagina ufficiale di Elodie su Facebook, sui social network, insomma ovunque, perché Elodie comunque conquista. Grazie per essere stata con me, con i nostri ascoltatori, ti aspetto prestissimo, mi auguro, in studio. Intanto ti abbraccio forte e in bocca al lupo sempre, e comunque viva la musica. Grazie mille, è stato veramente un piacere, un abbraccio a tutti quanti, anche agli ascoltatori, buona giornata. Ciao Elodie, noi ci salutiamo ciao. Proprio con Fine, e questo brano proprio dall'album Tutta colpa mia di Elodie lo ascoltiamo insieme, così mi saprete dire se il vostro concetto è un po' quello che ci siamo raccontate anche con Elodie. A domani, ciao, vi saluto.